Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo-distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, 16:52 per chi ci ascolta e vede in diretta con aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito con i numeri del Covid, 2.387 tamponi molecolari, sono stati rilevati 100 nuovi contagi, 1.659 test rapidi antigenici, 309 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 76. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 5 decessi. E adesso parliamo di Vigili del Fuoco. Si è concluso oggi l'importante addestramento con diversi Vigili del Fuoco giunti da tutta Italia in quel di Palmanova, il servizio. Organizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia con il supporto tecnico-logistico del Comando di Udine, si è svolto a Palmanova dal 23 maggio al 10 giugno un corso per operatori di macchine per il movimento terra dei Vigili del Fuoco che ha visto impegnati docenti e discenti di 7 regioni italiane. Dopo le prime lezioni teoriche, i 27 discenti appartenenti ai comandi di Belluno, Brescia, Forlì Cesena, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine e Verona hanno iniziato la fase pratica del corso, nella quale si sono addestrati a Palmanova, presso la sede della Protezione Civile, che, in virtù dei consolidati rapporti di reciproca collaborazione, ha messo a disposizione un'area all'esterno di un capannone dove sono stati eseguiti i lavori di preparazione per una piattaforma che sarà adibita a spazio di manovra per mezzi pesanti con relativa strada di raccordo alla viabilità interna. Soddisfazione per impegno e progressione didattica degli allievi è stata espressa dagli istruttori giunti a Palmanova dai comandi dei Vigili del Fuoco di Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Foggia, Forlì Cesena, Udine e Verona. Torniamo in studio e adesso da Palmanova ci trasferiamo a Lignano Sabbiadoro. Sono iniziati gli incontri estivi con l'autore e il vino, il servizio. Ecco, parte oggi la nuova rassegna degli incontri con l'autore e col vino, ormai più che ventennale, e abbiamo come sempre un programma credo di grandissimo livello, dove penso che tutti gli appassionati dei libri possano trovare qualche rispondenza, qualche tema o qualche parola che possa aiutarli ad approfondire l'estate, ad avere pensieri, a fare discussioni a tavola, insomma a creare quell'ambiente di rilassatezza e di cultura che di solito è tipico dell'estate. Partiamo questa sera con il libro Lignano Ti Racconto, che ogni anno facciamo con racconti del nostro corso di scrittura creativa ambientati a Lignano, e con Marta Serafine che presenta Vita da Pesci. Poi proseguiremo la prossima settimana con Gianni Pasin con Rotta su Venezia, poi avremo Gianmario Villalta, Parlare al buio di Sam Editore. Poi andremo con Paolo Crepet, Lezioni di sogni di Mondadori, Gianrico Carofiglio, un graditissimo ritorno con Rancore per Rinaldi, Antonella Viola, che ci parlerà questa volta non del Covid, dei vaccini, di queste cose qua, ma del sesso e di come si può essere visto dal punto di vista evoluzionistico. Poi una grande scrittrice friulana, Ilaria Tuti, con il suo ultimo libro che è uscito proprio credo in questi giorni, perché mi è arrivato stamattina, Come vento cucito alla terra, Tulia Voledo, Come navi nella notte. Avremo Ilaria Capua che invece in questo caso ci parlerà appunto della pandemia, la pandemia vista da una stella, Tony Capuzzo, grande giornalista inviato di guerra col suo libro Balcagna, Enrico Gagliano, La società segreta dei salvaparole, Chiara Mio,
l'azienda sostenibile. Poi chiuderemo in bellezza, come si dice, con Federico Rampini, libro dedicato all'America, tutto quello che non sapevamo e dovremmo sapere, e poi con Romano Prodi che ci parlerà dell'Europa, e penso insomma che possa parlare con una certa profondità e con una certa conoscenza della materia, visto che è stato appunto Presidente della Commissione Europea per tanti anni. Ecco, questo è il programma, 14 incontri, tanti pensieri, tanti momenti in cui riflettere e anche di leggerezza, se vogliamo. Bene, chiudiamo qui questa edizione live, 16:57 primi per chi ci ascolta e vede in diretta. Un saluto anche a coloro che seguiranno in differita questa pagina informativa. Le ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare, perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero.